Lo strumento della zona rossa è stato uno strumento positivo ed efficace che ha dato dei risultati soddisfacenti, per cui le forze di polizia sono state incaricate da me di fare una valutazione sulla base naturalmente della georeferenziazione dei reati, sull'andamento anche della criminalità, di individuare un'altra area che non sarà evidentemente la stazione dove applicare la zona rossa. A 3 giorni dalla chiusura della sperimentazione della zona rossa in stazione, il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza annuncia che si sta studiando come istituirne un'altra in una zona diversa della città. Non è chiaro ancora dove sarà Arcella e zona Portello, le due aree più probabili. La certezza arriverà però solo nella prossima settimana dopo il COSP, il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, la cui data non è ancora stata fissata. La prossima settimana convocherò a questo proposito un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una nuova sperimentazione quindi di cui non si sa ancora la scadenza, ma che è facile immaginare durerà tutta l'estate. Tutti argomenti che verranno affrontati nella riunione della prossima settimana, anche se dopo le celebrazioni in ricordo delle vittime del terrorismo, un incontro tra i protagonisti del COSP c'è già stato davanti a una tazzina di caffè. Sicuramente hanno migliorato la situazione complessiva, anche raccogliendo le dichiarazioni dei cittadini e la percezione di sicurezza. Credo che sia opportuno ed utile sperimentare questo strumento anche in altre aree.